Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla Sibilla Interattiva del vostro Marietto Veneziano. Per chi vuole fare delle domande, mi raccomando, mettete il nome e la data di nascita. E mentre aspettiamo gli amici che si collegano, vi ricordo che oggi è giovedì, domani sera alle 21:30 abbiamo il De Garda nel suo canale con le Sibille Interattive Free. Quindi per chi vuole fare una domanda oggi riesce, e se riesce a collegare, mi raccomando, nome, data di nascita e poi una domanda che sia ben strutturata, che abbia un senso e per fare in modo che le sibille riescono a collegarsi alla, come si suol dire, alla scia energetica. Intanto che aspettiamo, vi dico le solite cose ormai che molti sapranno, e cioè noi abbiamo anche due gruppi, il gruppo I Casti Sacerdotali su Face e Radionica Radiestesia Teologia ed Ermetismo. Vi potete iscrivere, sono gratuiti. Eventualmente abbiamo anche un sito dove si possono scaricare, e hanno già scaricato qualcosa come 175.000 ebook, sono gratuiti, li ha fatti il vostro Marietto Veneziano, ormai è un punto di riferimento a livello nazionale italiano per quanto riguarda la radionica e la radiostesia. Ci sono anche le istruzioni. Bene, e poi c'è la sezione shop per chi vuole prodotti di esoterismo di qualità, prodotti di un certo livello, certo ci sono i suoi prezzi e via dicendo, no? Per chi vuole riti propiziatori, pulizia e quant'altro. Intanto saluto Michela, ciao Michela e Cassiopea. Certo, ti saluto da Michela, lo mettiamo bene in vista, no? Cassiopea dice ti saluto la Hilde, certo che salutiamo la Hilde. Bene, quindi per chi vuole fare domande, mi raccomando, nome, data di nascita. È una domanda, se dovete scrivere due persone, cioè Caio Sempronio, dovete scrivere Caio Sempronio, Caio nato qui, Sempronio nato qui, con le date di nascita, e poi una domanda strutturata, no? Che faccia capire dove volete andare a parlare. Se avete un compagno dovete scriverlo, cioè non è che, perché purtroppo le sibille poi mettono delle figure e non le so collocare, no? Io in fondo di voi non conosco niente. Vi ricordo anche che se volete dei consulti professionali, metto qui le direttive per collegarsi. Bene, penso di aver detto tutto, facciamo una mezz'oretta veloce, un giro di sibille per contentare un po' anche chi mi contatta in privato. In privato sapete che sono solamente consulti non free, ma a professionale, a pagamento, 20 euro 45 minuti. Non contattatemi in privato per consulti gratuiti, solamente in questi spazi dove diamo tanta possibilità a tante persone. E cominciamo con i saluti. Allora, ciao Michela, ciao Cassiopea, Nella, Felix, Rossella e Loredana. Ciao a tutti, iniziamo subito con la prima domanda. Vediamo chi è la prima. Allora, sera Vincenzo del 60. Come sta dopo la rottura di Iocatia? Allora, se ho capito bene, Cassiopea, c'è una rottura fra Katia e Vincenzo, giusto? Cioè, è questa la domanda. Bene, vediamo un po' come sta il nostro Vincenzo con le nostre sibille. Vediamo un po' il nostro Vincenzo come sta dopo la rottura. Vediamo un po', cari amici. Sibille, ditemi come sta Vincenzo dopo la rottura con la Katia. Questo è un taglio. Allora, è un taglio un po' che ci lascia a mezza via, perché vediamo, lui è molto pensieroso. E qua c'è una carta pesante, una carta che non è leggera. Vedi, questa è una sibilla che fa capire che o sta pensando a degli altri fleur, delle altre amicizie, oppure può essere divisa in due. O lui è molto pensieroso e c'è in corso altre amicizie, oppure queste altre amicizie lo mettono in pensiero. Cioè, si potrebbe leggere da due polarità differenti. Quindi è un grande punto di domanda. Comunque lui è sicuramente pensieroso, e poi ci sono questi fleur che sono lì. Non si capisce bene se lui sta pensando di attirare altri fleur, oppure c'è qualcosa come se gli fa paura altri flirt.
punto di domanda, un grande punto di domanda che cerchiamo di risolvere tramite la nostra stesa. Vediamo un po'. Nemico, melanconia, sospiro. Come sta il nostro Vincenzo? Un po' di solitudine ce l'ha, un pochettino caccia di solitudine c'è, non è che fa salti di gioia. Vediamo un po' il nostro Vincenzo. E partiamo con questa stesa. Allora, nel passato, si vede che tu non eri felicissima, Katia, si vede qua, vedi, e sembra che qualcuno, o lui ti spiava, però non c'era negli ultimi tempi c'era qualcosa che non andava. Tu lo vedevi o andar via o sembrava che si allontanasse, però non eri contenta. E c'erano dei messaggi e lui cercava di addolcire la pillola, perché la domanda è come lui si è comportato, come si trova in questo momento a livello sentimentale umano. Poi vediamo che lui mi sembra che stia lavorando per conquistarti, ma tu sei una donna forte. Questa Sibilla qui quando esce indica sempre una donna molto forte, una donna che ha delle qualità e vince contro le avversità. Importante questo da tenere presente. Però c'è qualcosa che lui prova, vedi? Lui di nascosto mi sa che prova a riconquistarti, sembra quasi che voglia riconquistarti, perché queste carte qui, sai, il ladro è sempre una persona che scappa dalla casa, no? Che però fa le cose di nascosto, però subito dopo è seguita da un amante, che è una carta bellissima, sembra che lui voglia riconquistarti. E vedo qui che mi sa che sta lavorando, almeno sta costruendo di nascosto molto probabilmente di nuovo un ritorno. E infatti io vedo che qui nel futuro, vedi la stanza, la lontananza, sembra quasi che tu nel futuro cercherai ancora, ti manca, sembra che ti manchi, almeno non adesso, ma nel futuro vedo che lui cerca di ricucire, perché la domanda è fra voi due, perché sennò potrebbe sembrare anche un'altra persona che entra in scena, un altro giovane. Però qui in questo caso qua no. Io vedo che tu, non so se lo aspetti o aspetti una persona che tu hai amato nel passato e qui sembra che ci sia, purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, un ritorno, un bel ritorno, perché lui cerca di riconquistarti. Poi nel futuro vedo ancora che lui e quindi c'è un grande punto di domanda, perché la seconda fase vedo un uomo che sta pensando quanto vali. Un uomo che sta pensando quanto vali tu, ma anche tu nel futuro penserai a lui. Sei stata in un certo senso, non dico abbagliata o ammagliata, ma insomma aveva qualcosa che a te piaceva di lui. Questo lo capirai nel futuro. E vedo che anche lui nel futuro, vedo che cercherà, sognerà, perché capirà il valore che è anche importante, vedi? La superbia amplifica, no? Però c'è qui una vecchia signora che, sai, non conoscendo la tua storia, e cercando di interpretare cosa lui prova, non si capisce se lui in questo momento sta pensando a qualchedun'altra, perché qui c'è una vecchia signora. Quindi io direi che in questo momento lui sta cercando di ricucire di nascosto per conquistarti. Non so se la vostra unione era clandestina o meno, però vedo che vuol fare le cose di nascosto. Poi qui nel futuro, appunto, abbiamo detto che ci sarà sicuramente un nuovo incontro, molto probabilmente, qualcosa di, questo si parla del futuro prossimo, qualcosa che tu amerai, cioè che ti piacerà e che vorresti. Però lui lo vedo che sta pensando a qualcuna e una persona che è grande. Sembra quasi che lui stia pensando a una donna del passato. Quindi il finale com'è? Che è l'esito poi che è la cosa più importante, vedi? Io non so se tu o lui siete sposati, però vedi, entra in scena una donna sposata
che c'è tanto amore fra loro due, c'è un un contratto, un matrimonio, sembra. Questa donna sposata, io non so niente di te, non so niente di lui, ma sembra che con questa donna sposata ci sia un contratto importante, amore, e però anche degli attimi di solitudine. Quindi diciamo che alla tua domanda adesso io ti potrei dire che cercherà di riconquistarti, però vedi, in modo silenzioso, in modo che non si veda tanto. Poi dopo ci saranno queste evoluzioni. Questa carta qui è un grande punto di domanda per il semplice fatto che sembra che ti riconquisti e tu sarai felice. Il problema è che poi lui nel futuro starà pensando a una donna, che lui ha già avuto, potresti essere anche tu, insomma a una persona che lui ha già avuto. Poi però purtroppo, come abbiamo detto, vedi, il finale parla di una donna sposata con cui lui ha un legame importante, ma anche alcuni momenti di solitudine. Quindi le sibille ci stanno a indicare che lui sogna di riconquistarti, secondo me. Sogna di fare un passo importante per raggiungere il tuo cuore. Allora, andiamo avanti. L'Anella, che cosa ci dice? Ci ha detto gentilmente, può vedere se ci sarà un incontro su Raffaele, lui del 70, io 74. Allora, ecco, brava. L'Anella ha scritto chiaramente tutto, no? Si legge in modo chiaro. Bene. Allora, c'è questo Raffaele del 70 e la nostra Nella del 74. Bene, vediamo un po' se c'è questo incontro fra l'Anella e Raff. Vediamo un po', cari amici. Allora, donna sposata, penso, no, che la donna sposata, vedi, è una sibilla molto importante, molto importante sei tu, e amica, sembra quasi che, almeno al taglio così, sembra quasi che Raffaele potrebbe pensare a un'amicizia adesso, non conoscendo bene la storia della tessitura di questo incontro. Cioè, vedo che c'è questa donna sposata importante, forte, e un'amicizia è possibile. Ma vediamo un po' in dettaglio. Vediamo un po'. Sì, qualcosa potrebbe succedere perché il finale è positivo. Vediamo un po'. Beh, nel passato sembra che la cosa sarebbe potuta succedere, vedo, però anzi delle bellissime sibille. Cioè, adesso io non so se lui è già stato qualcosa di importante per te, però vedo che il potenziale era immenso. Il potenziale era immenso, però c'erano delle persone o che hanno messo il bastone fra le ruote, o che in un certo senso hanno deviato questo corso. Comunque il potenziale con Raffaele c'era. Potenziale come? Adesso il presente è quello che importa. Allora io vedo che ci sono dei movimenti segreti, c'è un movimento segreto con dei messaggi e il flirt potenzialmente c'è. Qui parliamo sempre a livello potenziale e non so se nella tua cerca di amicizie questa persona qua, però vedo che fra un po' dovresti ricevere o dei messaggi o qualcosa di importante in modo forse underground, sottoterra, cioè non troppo visibile, clandestino, e il flirt sembra di sì, e anche una grande comunicazione con Raffaele. Quindi potenzialmente la cosa c'è. Però stai attenta. Stai attenta perché se il passato era un passato che aveva delle potenzialità importanti, il futuro prossimo devi stare attenta alle falsità alle cose un po' nascoste che quest'uomo non ha detto. Infatti, poi dopo questo avvicinamento che molto probabilmente ci sarà, succederà che ci sarà un cambiamento e lui sarà più che altro un tipo un pochettino che guarderà
uhm, diciamo, non gli piace tanto dare i sentimenti, ma più un narciso, diciamo così. È un tipo un po' materialista, stai attenta. Magari è anche elegante, magari a livello professionale è un libero professionista, perché la carta del però devi stare molto, molto, molto attenta, non è che è un come si dice, un stinco di sangue. E infatti cosa succede? Succede che poi nasceranno delle gelosie per vedi? Una persona questa persona qua è molto pericolosa, quindi lui non verrà solo in un certo senso, ti dirà delle cose che non son vere, cambierà come attitudine, perché qui c'è il viaggiatore, e, si mostrerà per il suo verso vero, e chiaramente nasceranno poi delle gelosie per via di una donna che vi attaccherà. Però l'incontro ci sarà l'incontro? La domanda è sì, un incontro fortunato, starete anche bene, ma sembra quasi, che vuole tenerti come amica o tu resterai solo come amica. La cosa ci sarà, sarà una cosa importante, vedi fortuna, però devi stare molto attenta che non è tutt'oro quello che luccica. Attenta, 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 perché all'inizio, secondo me, la cosa potrebbe prendere piede, ma poi c'è un risvolto di lui che non conosce ancora e purtroppo lui non verrà solo, verrà anche con dei problemi che adesso non conosciamo, ma in futuro purtroppo non sarà facile. Poi è chiaro, l'incontro ci sarà e tu molto probabilmente resterai solo un'amica, perché vedrai che il santo non vale la candela. Bene, andiamo avanti e chi troviamo? Felix, Anna del 90, Luca del 90. Perché non si fa sentire? Bene, questa è secca, si capisce al volo, vediamo se ci sono nuove amicizie. Saluto Sally. Vediamo un po'. Allora, Cassiopea si è scappata, ma capisci? C'è possibilità che lui torni, Cassio. Stai attenta allora. Allora, Sati, saluto Sati, Sally. La figlia sempre sì, esatto. Allora, Michela qui mi fa la domanda, bene, adesso andiamo alla nostra Felix, no? Luca, perché non si fa sentire? Vediamo perché il nostro Luca non si fa sentire. Bene, vediamo, Luca, perché non si fa sentire con la nostra amicizia. Sibilla, ditemi perché Luca non si fa sentire. Ma io vedo che Luca ti sta pensando e tu lo stai aspettando. Sono delle belle carte, sono delle belle sibille, perché fanno capire che tu sei in attesa, ma lui però capisce che tu hai dei valori importanti. Vedi, quando esce questa gran consolazione, che è la terza carta più fortunata sulle 52 sibille, vuol dire che fondamentalmente lui, dentro dentro, ti sta pensando come se lo stai pensando tu. Sembra strano, ma è così. Le sibille danno questa indicazione all'apertura. Adesso ho capito perché. Adesso ho capito perché non si fa sentire. Guarda. Allora, andiamo a vedere la nostra amicizia ancora. Vediamo che è. La nostra Felix, Anna. Guarda Anna, tu eri malinconica e speranzosa di avere qualcosa da Luca di importante. Molto probabilmente c'è stato anche qualcosa di importante, perché le sibille qui fanno vedere, lui era anche disponibile, però attenta, attenta perché questo Luca non la racconta giusta, fa un po' le cose di nascosto, c'è anche un po' di gelosia, è un materialista e purtroppo si porta dietro un peso che magari non ti ha mai detto. Vedi, è una linea molto pesante, non c'è una sibilla incoraggiante. Cioè, se nel passato tu eri malinconica perché non si faceva sentire, ma forte come donna, perché qui bisogna ammetterlo, tu sei una donna forte che sai quello che vuoi, lui però non è quello che sembra, perché sembra quasi che ci sia della gelosia, fa delle cose un po' di nascosto ogni tanto e lui è in uno stato, non dico confusionale, ma si sente solo, si sente
proprio per il suo tipo di carattere, no? E il futuro com'è? Vedi, molto probabilmente lui, vedi, pensa però che cosa? Pensa e guarda indietro, vedi una brava donna come te, però vede anche una nemica, c'è qualcun'altra che sta lavorando dietro le quinte per attaccarlo. Il ritorno ci sarà? Il ritorno io lo vedo, vedi? Il ritorno è chiaro, però vedi ancora qua, o ci sarà un esame fra voi due, un test, però vedo che tu lo ami, lo amerai, e sarai molto per lui, cioè nel senso che a te piace lui, però il finale, guardiamo il finale vedi dottore, ammalato, superbia, disgrazia. Cioè, perché non si fa sentire? Perché lui è fatto così, cioè vedi, ci sono delle peculiarità sicuramente che ha, però ci sono più zone buie, zone che non ti farebbero sentire felice. Lui ritornerà, però vedi, poi dopo ci sono delle situazioni che proprio non potrai scavalcare, no? Per ritornare si farà sentire, però il suo problema cos'è? C'è una donna che molto probabilmente gli sta al tacco e lo attacca. Lui molto probabilmente io vedo che pensa a te, però qui nel presente sta facendo qualcosa underground che non si capisce bene. Poi forse anche perdita di soldi, non so se ha perso dei soldi, se gioca, c'è qualcosa che non va, ecco perché non si fa sentire. È qualcosa più forte di lui e anche una donna che lo sta al tacco. Bene, cari amici, ho fatto questa piccola live di 21 minuti, facciamo l'ultima domanda e risponde la nostra Rossella. Allora, la nostra Rossella 79 chiede se avrà una stabilità economica. Vi ricordo a quelli che non riesco a rispondere questa sera, domani sera nel canale di Hildegarda, se non sapete che è Hildegarda potete telefonare a questo numero per un consulto, nel canale di Hildegarda alle 21:30 ci sarà lei con le sibille interattive nel suo canale su YouTube. Bene, ritorniamo dalla nostra Rossella, che ci dice se avrà una stabilità economica. Ricorda che le sibille vanno massimo 9-12 mesi, massimo, è proprio un miracolo se arrivano a 12 mesi. Per la nostra Rossella, vediamo un po'. Ma il contratto sembra, un contratto fresco sembra che sia alle porte. C'è qualcosa che si sta avvicinando ed è qualcosa molto probabilmente di importante, ma vediamo come si sviluppano le nostre sibille. Allora, vediamo un po' le nostre sibille come si sviluppano. Allora, nel passato tu sei una donna forte, coraggiosa. C'è stato forse qualcuno che avrebbe potuto aiutarti? Hai parlato molto. C'è anche forse un datore di lavoro che ti sta guardando. Nel presente però vedo che riceverai un messaggio fra un po'. Sei una donna coraggiosa, vedi, una guerriera in un certo senso, e vedo che forse c'è anche un uomo, qualcuno che ti vuole aiutare, insomma non sei sola, no? Però certo devi usare molta forza. Nel futuro prossimo vedo che, vedi, l'abbattimento morale, questa forza economica che ti sfuggirà, no? Vedrai adagio adagio le cose un pochettino negative nel prossimo futuro. Poi io vedo che cercherà una persona grande, magari una mamma, una zia, qualcuno di aiutarti, però vedo che non sortirà un buon effetto, vedi? I deliranti, il ladro, forse qualcuno ti ruberà anche come si dice, la possibilità di lavorare o di intraprendere un posto. Quindi la situazione per il momento sembra veramente difficile, veramente difficile. E per il prossimo futuro, vedi, ti vedo sospirare perché vedi andare via
quel posto di lavoro, ma tu sei una donna forte però e molto probabilmente ci sarà qualcuno che ti aiuterà. E qui vedi, devi stare attenta, perché io non vedo subito una situazione economica che evolve in positivo. Vedo che tu sarai vincente su certe situazioni negative che ti dovranno ancora arrivare, no, e però devi stare attento perché ci sarà qualcuno che ti prometterà delle cose, ma che non sono vere. Quindi per i prossimi mesi io non vedo uno sviluppo economico le sibille, scusami, non io. Le sibille non mi dicono che c'è uno sviluppo economico importante. Vedo che devi stare più attenta, più che altro anche delle persone di una certa età che sembra che non vogliono darti una mano. Bene, cari amici, vi saluto adesso, vi ringrazio, vediamo anche. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, abbiamo fatto 25 minuti, mi raccomando, domani sera 21:30, canale di Hildegarda. Io non ci sarò, ma ci sarà lei. Bene, grazie cari amici e alla prossima. Mi raccomando, lasciate un like e ci troviamo mercoledì sera o anche il sabato, perché adesso il sabato molto probabilmente faremo con Hildegarda delle sibille interattive per chi non è potuto venire a venerdì